Le immagini del degrado sull'argine del Bacchiglione, a pochi metri da piazza Matteotti. Quest'uomo si sta drogando alla luce del sole, incuranti degli sguardi dei passanti che attraversano la passerella pedonale tra Viale Giuriolo e via Nazario Sauro. Siamo a pochi metri dalla scuola materna Antonio Fogazzaro. Una mamma che non può fare altro documenta la scena raccapricciante. Una situazione inaccettabile qui, dove solo un mese fa i bambini avevano raccolto una siringa nel parco giochi della scuola consegnandola alle maestre. I genitori spaventati e infuriati avevano chiesto urgenti misure per aumentare la sicurezza per l'incolumità dei loro figli. All'amministrazione i genitori appunto avevano richiesto di fare alcuni lavori di protezione nell'ambito all'interno del parco e quant'altro, e i lavori appunto che sono stati eseguiti, come si può vedere, sono dei semplici lavori di normale manutenzione, quindi dal taglio della siepe, la risistemazione della rete, quindi nulla più. C'era stato garantito più controlli, però visto quanto è successo questa mattina probabilmente i controlli non sono sufficienti. Una situazione oggettiva di pericolo che non riguarda solo questo plesso. Essendo presidente anche degli asili della città, fatti come questi non si verificano esclusivamente solo qui al Fogazzaro, ma si verificano anche su altri asili, e questa cosa è ben preoccupante. Per questo la situazione diventa tema politico su cui l'opposizione in Consiglio Comunale chiede conto dell'operato della Giunta. Il problema è proprio questo degrado e insicurezza dilagante in città. Non basta sistemare la siepe alle nostre spalle della scuola, ma bisogna affrontare quello che abbiamo davanti. Quindi senza tetto che dormono, che lasciano siringhe, una situazione assolutamente incontrollata e che evidentemente l'amministrazione in carica non vuole governare, che sta dilagando su tutta la città. Chiediamo maggiori controlli, una coerenza amministrativa tra il dire e il fare che la città non sta vedendo, e il degrado è veramente diventato a livelli inaccettabili.